Mazzalovo, qui Udino Baggio per Roblox, giornata numero 8 del campionato di C1 Regione Veneto e Marca Futsal Cosmos 9. Dopo il pareggio ottenuto alla GSM Forum di Verona, la formazione di mister Regondi cerca una vittoria che manca dal 26 settembre. In tenuta azzurra la Marca, dall'altra parte il Cosmos 9 con la consueta divisa giallo-nera. Si comincia Erragi con Erragi in pressing, non c'è fallo, quindi Marchiori si inventa sul pallone, Marchiori non trattiene il portiere, Erragi il tocco e poi Bottega! È avanti la Marca, il Cosmos perde palla e la Marca non perdona, 1-0 per la squadra di casa. Medina pressato da Erragi, Serban di prima per Baron, sbaglia questo pallone, quindi Fraccaro ha spazio, Fraccaro col mancino, Erragi! Grande intervento di Michel. Medina va dal numero 10 Kingsford Boateng che la protegge, poi lo scarico Medina di nuovo dentro per Bresolin di fronte al portiere col sinistro un po' troppo. Zandona lateralmente da Erragi pressato, Erragi sbaglia l'appoggio e quindi manda in porta Ougda, 1 contro 1, Ougda ci mette il piede, pallone al volo, lo aggancia, invece diventa un passaggio per Bresolin che vince il rimpallo. Berto ne salta uno, va dentro in tuffo Roberto Bresolin, appoggio al numero 14 Federico Berto che va a puntare Fraccaro. Berto una finta, si accentra poi di punta vicini. Baron su di lui Fraccaro, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi Erragi si lamenta ancora Baron, Erragi ne approfitta perché passa, la lascia a Lima, Lima ha spazio per calciare e tiene basso questo pallone, non scende in tempo Mattia Michelon e quindi Patrick Lima sigla il 2-0 Marca Futsal. Che si tratti di un semplice passaggio o di un assist no look per il tuo compagno, di un gol a porta vuota o di tacco, di un dribbling o di una parata. Quello che ci interessa non è solo vedervi giocare, è vedervi migliorare. Scoprite le nuove mix card di Roblox dal link in descrizione. Andiamo al campo con lo scarico di Baron, lettura di Fraccaro, Bottega, spazio! Rete! L'anticipo di Fraccaro, poi perfetta l'esecuzione di Andrea Bottega che fa 3-0, doppietta personale e ottavo gol in stagione. Ci va il numero 10, a spazio, il controllo, poi il tacco da Fraccaro, una finta per spostarsela sul destro, scaraventato a terra, Fraccaro proprio da terra per Bottega! Di sinistro rasoiata, Fraccaro su di lui Berto, prova Erragi. Erragi lungo, sventaglia per Marchiori di fronte a Panico, con il piede la mette in alto. Tocco da Fraccaro di prima, poi fuori area, Erragi troppo morbido, Erragi se la sposta ora sul mancino, trova un pro, bilanciato il Cosmos, quindi Bresolin va da Patrick Lima che va sulla corsia di destra, Lima dentro da Capitan Davide Zandona che sigla il 4-0 Marca Futsal, ripartenza micidiale della squadra di mister Luigi Regondi. Ougda ancora a manovrare il Cosmos, Baron va lateralmente, la palla attraversa l'area, Serban che gol si è mangiato, Baron, Boateng, Ougda dentro di prima, rimpallo favorisce Serban e poi la appoggia e offre a Medina che scarica in porta col mancino, gol del 4-1, trova la soddisfazione personale il numero 11. Torresan, l'appoggio a Bresolin, si stacca e si fa vedere umana, è partito Zandona, lo guarda Bresolin che lo cerca, ma la palla è lunga ed è direttamente un tiro in porta, quello di Roberto Bresolin che fa un capolavoro al Palamazzalovo, gol del 5-1, sventagliata dalla sua all'area opposta. Berto, Boateng su di lui Fraccaro, Boateng va verticalmente da Serban che gli offre l'appoggio, Boateng palo, poi Mascawi col mancino, Bans, l'anticipo di Erragi sulla destra umana, Erragi una finta che manda via l'avversario, poi para con la mano Panico che lancia subito Bans col destro, mette in corner Bresolin, Berto, Mascawi, di lui Zandona, Mascawi se ne va interno, Bans offre ancora a Mascawi una finta su Erragi, Mascawi col mancino, deviazione di Bresolin, traversa, poi alla fine Erragi a contrasto, tunnel di Erragi e danni di Mascawi, il numero 10 se ne va anche su Bans al limite dell'area, Erragi! Che gol ha fatto Nureddin Erragi! Azione personale da capogiro del numero 10, straripante Erragi che ruba palla, rifila un tunnel a Mascawi, dribble David anche Bans e poi chiude alla grande di collo esterno, un'azione personale strepitosa, 6-1 Marca. Io del pubblico del Palamazzalovo che torna a gioire per la vittoria della Marca. Dopo un mese difficile con 3 sconfitte e un pareggio sorridono i ragazzi di mister Regondi che si impongono per 6-1 ai danni di un Cosmos troppo timido che fuori casa fa ancora tanta fatica a fare punti.